Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Venite al Signore con canti di gioia. Venite al Signore con canti di gioia. O terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Venite al suo volto con lieti canti. Riconoscete che il Signore è il solo Dio, Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, noi suo popolo e gregge che Egli pasce. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi ricordiamo Santa Giuseppina Bachita. Giuseppina Bachita, nella sua lingua materna significa fortunata, nacque nella regione del Sud Darfur, nel Sudan, rapita ancora in tenera età e venduta a più riprese nei mercati di schiavi in Africa, subì una crudele sudditanza finché venne riscattata, venne comprata e liberata finalmente. A Venezia, divenuta cristiana e fattasi religiosa tra le figlie della carità canossiane, trascorse il resto della sua vita nella gioia di Cristo, tantissimi anni proprio a Schio, in provincia di Vicenza, dove morì e fu sepolta l'8 febbraio 1947. Ricordando questa santa che ha vissuto tanto nella nostra regione, vogliamo ricordare con lei però anche tanti cristiani che soffrono in questa terra, nel Sudan, ma anche in altri paesi, in questi giorni nella Repubblica Democratica del Congo, in diversi altri paesi dell'Africa a causa delle guerre e delle persecuzioni. Disponiamoci a incontrare il Signore chiedendo che purifichi il nostro cuore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Padre, che nella tua misericordia hai guidato Santa Giuseppina Vergine dalla triste schiavitù alla dignità di figlia tua e sposa di Cristo, concedi a noi di imitarla nell'amore a Gesù crocifisso e di perseverare nella pratica della carità e del perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace.
Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per voi. Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per un giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Pensare che la nostra vita in fondo vale per quello che facciamo. Siamo nella misura in cui facciamo. Ecco, penso possa essere stata questa un po' la tentazione degli apostoli nel Vangelo di oggi, quando si riuniscono intorno a Gesù e, sottolinea
l'Evangelista Marco, riferirono tutto quello che avevano fatto. Ecco, proprio quasi l'entusiasmo di raccontare, ecco, tutto quello che sono riusciti, dopo aver imparato, dopo averlo visto, Gesù essere stato con lui, a fare in prima persona. Davanti a quella che potrebbe essere una condivisione, Gesù compie un gesto inaspettato. Credo che faccia apposta per costringere questi suoi amici a vedere le cose da un altro punto di vista. Dopo aver ascoltato una parte forse di quello che avevano da dire, dice loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. È bello pensare che davanti alla stanchezza dei discepoli che Gesù avverte, non elogia, non si ferma ad elogiare i risultati, a compiacerli di quanto tanto hanno fatto, ma si occupa della loro stanchezza. Ecco, ognuno di noi in ciò che in questo può fare un'esperienza simile, che noi ci possiamo sentire alle volte così scarichi, stanchi, abbiamo fatto tante cose, ecco, anche come genitori, come padri, madri, nel vivere appassionatamente fino in fondo questo compito, non avere tempo. Dice l'Evangelista, non avevano neanche il tempo di mangiare. È un po' il simbolo della nostra società che vive di corsa, che premia la rapidità, la velocità, l'efficienza, però alla fine non si riesce più a sentire il sapore delle cose, il gusto un po' della vita, vivendo così. Ecco, allora salutare è salutare, prendersi di tanto in tanto degli spazi di sosta, di silenzio, di solitudine, da soli, in disparte. Ecco, allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Fratelli e sorelle, ecco, colpisce che a Gesù stiamo a cuore noi, le nostre persone, non tanto i nostri risultati, anche quando sono buoni, le nostre persone. In fondo anche la vita spirituale non è un'altra cosa da fare, un dovere da assolvere, cose da sbrigare, ma un grande dono. È innanzitutto aprire gli occhi su quello che siamo davanti a Gesù, suoi figli e figlie, un'opportunità per crescere in questa consapevolezza, per riconoscerlo nel nostro prossimo. Anche quando stanchi e sfiniti, ecco, ci accorgiamo di questo caos che possiamo avere dentro. È proprio per questo, stiamo smarrendo chi siamo, abbiamo bisogno di fermarci, e se ci fermiamo in compagnia di Gesù siamo al posto giusto. Erano come pecore che non hanno pastore. Non è tanto quello che sta fuori, qualche volta è quello che ci abita. Quando preghiamo, permettiamo a Gesù di parlare a questa folla che ci abita, al tumulto dei pensieri. Lasciamo che ci ammaestri, lasciamo che sia Lui a parlare. Allora diamo spazio, diamo tempo al nostro cuore, diamo tempo al Signore Gesù di occuparsi di noi. Ne usciremo davvero rinfrancati, ne usciremo davvero contenti di essere con il Signore, di poter fare qualcosa insieme a Lui.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva le nostre mani questo sacrificio, all'onde e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Dio, queste nostre offerte e fa che sull'esempio di Santa Giuseppina Bachita, Vergine, la nostra vita diventi un dono a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Adamo e Alma, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, Santa Bachita, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,
ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Come Maria, 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce. Accetta dalle nostre mani come un'offerta a te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Preghiamo. O Dio onnipotente, che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che sull'esempio di Santa Giuseppina Bakhita, Vergine, ti siamo riconoscenti per il dono della fede e spendiamo la nostra vita al servizio del Vangelo, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Immacolata, 161. Immacolata, Vergine Stella di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, degli dal cuore di chi ti invoca, Madre
Ascolta, o Madre, il nostro canto, a noi sorridi dal cielo santo. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata,
Zanatta Vetro a Montebelluna, è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi, fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Cari telespettatori, sono con Salvatore Feletti, presidente della CIA Agricoltori di Treviso. Facciamo il focus nell'area della Marca trevigiana e quindi quali sono le peculiarità e i punti di forza. Buongiorno a tutti, le peculiarità e i punti di forza, insomma, a Treviso possiamo parlare principalmente di Prosecco, un Prosecco che si divide tra 3 denominazioni, quindi il Prosecco DOC, il Conegliano Valdobbiadene e il Prosecco Asolo, una realtà di alta qualità che è conosciuta in tutto il mondo e lo è sempre di più, anche per l'impegno che insomma il mondo dei produttori mette sul tema della sostenibilità. Un prodotto in cui c'è grande attenzione anche alla salute, all'ambiente, all'utilizzo, alla limitazione dei fitofarmaci. Certo, da anni i 3 consorzi e comunque le associazioni di categoria che presiedo si battono continuamente per riuscire a sensibilizzare il produttore nell'utilizzo di sempre meno chimica e dell'impiego di sempre più meccanica. Infatti il tema ad esempio gli atomizzatori a recupero che permettono di recuperare ed evitare la deriva dei fitofarmaci nella provincia di Treviso è una delle principali province a livello